Bentrovati a Shooting, cari amici, e sono le note inconfondibili, coinvolgenti del blues di Osvaldo Lojacono, che è qui con noi quest'oggi. Parleremo tanto della sua carriera, ascolteremo della buona musica e ci troviamo qui ad Area Studio Scuola di Musica Moderna, di cui lui è anche il fondatore, un insegnante. Ciao Osvaldo, ciao. Innanzitutto. Ciao, grazie per avermi invitato. Grazie mille per averci accolto qui nella tua dimora musicale. Solo un piacere per me. Allora, abbiamo iniziato un po' sentendo qualche stralcio, insomma, di musica, buona musica, sottolineo. Grazie. E parliamo proprio degli inizi di Osvaldo, di quando da piccolo respira a casa sua musica, arte a 360 gradi. Parliamo proprio degli inizi, quando ancora frequentavo le elementari. Insomma, a casa si respirava tanta musica, visto che insomma, papà è un grande appassionato di rock, di blues, per cui sono stato cresciuto un po' a pane Hendrix, pane Clapton. Quindi non musica, diciamo, musichetta, buona musica. Assolutamente, perché papà faceva radio, per cui era un grande cultore di questo tipo di musica, insomma, le musiche che venivano dall'Inghilterra e dall'America, per cui diciamo che il passaggio poi al suonare uno strumento è stato abbastanza naturale, visto che comunque a casa era presente qualche strumento, c'era una chitarra elettrica risalente proprio alla gioventù di papà, per cui è stato un passaggio così empirico, per poi pian piano, con un lavoro meticoloso e uno studio matto e disperatissimo, come direbbe qualcuno, sullo strumento, senza però avere la possibilità di poter contare su una struttura didattica in città, perché allora non esistevano ad Agrigento strutture didattiche, quindi è stato un lavoro, come dire, di fai da te. Assolutamente, però abbiamo avuto buoni risultati, buonissimi direi. Troppo buoni. Quindi dall'approccio alla chitarra, poi le prime cover band, come tutti i giovani che vogliono fare musica. Sì, ai tempi delle medie ci riunimmo un po' di amici, un po' di coetanei, proprio animati dalla stessa passione per la musica, e ci ritrovavamo così in studio a provare, riprovare, cercando di, come dire, di coltivare dei sogni. Qualcuno magari poi ha totalmente cambiato indirizzo nella vita, qualcuno è riuscito a realizzarli in piccolo e in grande, però è stato un grande denominatore comune che ci ha permesso comunque di crescere quantomeno in maniera sana e animati sempre da belle passioni. Certo, poi la musica è anche il modo migliore per staccare la spina da tutto. Musica e sport sono assolutamente due veicoli di crescita in generale pazzeschi, e che purtroppo oggi magari vengono sono stati un po' sostituiti dalla tecnologia, purtroppo. Quindi queste prime cover band, che siamo molto curiosi, cioè io so che gli ascoltatori di Shooting vogliono proprio sapere delle cose inedite. Che cosa suonava Osvaldo Lojacono? Ma guarda, noi eravamo grandi appassionati di gruppi come gli U2, dei Dire Straits, cercavavamo di emulare i nostri idoli, no? Hendrix, per cui erano fondamentalmente delle cover band di rock blues, no? C'erano anche, come dire, i primi locali che permettevano ai gruppi in erba di farsi conoscere, di farsi vedere, per cui sai, si cominciavano ad animare venerdì sera della città, per cui è nata una sorta di gavetta naturale che ogni musicista ha il dovere di fare per capire come funziona realmente la musica sul campo, no? Per capire come si dialoga anche col pubblico, e da lì è stato poi un susseguirsi di esperienze sempre di livello più elevato, che mi hanno permesso, insomma, di riuscire a trasformare la mia passione in un vero e proprio lavoro. Una professione. Poi le prime collaborazioni naturalmente intorno ai 20 anni, ma con grandissimi personaggi come Arthur R. Miles e Michael Hallen. Sì. Iniziamo allora era nata da qualche anno la band, per esempio, di Gio Castellano, e probabilmente fu la prima esperienza in un certo senso seria della mia carriera, perché avevamo la possibilità, io avevo
penso 19 anni, potevamo avere la possibilità di collaborare con gente che veniva, con artisti che venivano dall'estero, che portavano la loro esperienza maturata, non so, a Memphis per esempio, o ad Austin in Texas, per cui erano comunque motivi di scambio culturale che comunque ti facevano crescere. Poi da lì sono venute altre situazioni, poi sono entrato a far parte dei Tinturia. Però dico, prima di arrivare ai Tinturia, se pensi a quegli anni, quindi 19-20 anni, cosa ti viene in mente anche musicalmente? Un brano, qualcosa che ti ricollega subito a quel periodo? Ma guarda, quello è stato il momento in cui suonavo più che altro rock, per cui ricordo i pomeriggi passati in camera a studiare, non so, i brani come questo, oppure, non so, i vari brani. Questo tipo di brani, era il tempo in cui si studiava ad orecchio. Ora adesso sai, sono un insegnante e spesso mi dicono, gli allievi mi dicono, ma io non voglio studiare ad orecchio, voglio studiare con la musica. Però non so perché anche. Ma sì, invece io foraggio anche lo sviluppo dell'orecchio, perché l'orecchio è lo strumento che ci fa realmente capire quello che stiamo suonando, che ci permette, che è il nostro tramite tra quello che abbiamo in testa e tra quello che vogliamo tirare fuori attraverso il proprio strumento. Per cui il fatto di non aver potuto studiare con nessuno e quindi di essermi armato di tanta buona volontà e tirar giù tutto dai dischi ad orecchio è stato per me un grande motivo di un'opportunità di crescita, che cerco adesso di trasferire come abitudine di studio ai miei allievi, che invece tendono a studiare, come dico io, ad occhio, e non più ad orecchio, cioè collegandosi sul web dove trovano migliaia di informazioni, ma non ascoltando il video, ma guardando solo le mani dei chitarristi. Ma è l'orecchio che deve svilupparsi. Perché si deve sviluppare, certo. Assolutamente. Tutti gli approcci didattici hanno una valenza importante. Importante. Assolutamente, specialmente nella musica. Quindi siamo nel 99, parlavamo poc'anzi di questo incontro con i Tinturia, che è stato sicuramente un incontro, un'avventura. Sì, assolutamente. Io ricordo per esempio di suonare in una cover band allora in un locale, alla fine della serata. Si avvicinarono i ragazzi di Tinturia, che erano comunque amici, conoscenti, che però mi proposero di prendere il posto del loro chitarrista, che per motivi di lavoro sarebbe dovuto andare fuori città, e per cui io sono entrato nel gruppo e ho convissuto con loro 7 anni, dal 99 al 2006, girando in lungo e largo l'Italia per locali, club, piazze, facendo esperienze stupende. Avete inciso diversi dischi? Insomma, sì, abbiamo inciso diversi dischi, abbiamo lavorato anche con Ficarra e Picone, con tanti altri personaggi che ci hanno regalato anche la possibilità, non indifferente per noi ragazzi sudici, ecco, perché ai nordici si contrappongono i sudici, per noi da Agrigento, sai, di arrivare anche, non so, in TV, su Mediaset, Canale 5, cose che per noi erano, come dire, sogni, no? Certo, anche la colonna sonora di Nati Stanchi, insomma, che è qualcosa che ancora adesso ascoltiamo. Ancora adesso, sai, ritrovarsi nei titoli di coda del film è una cosa importante. Quindi c'è un aneddoto, qualcosa che ricordi con piacere di quegli anni? Ma guarda, ci vorrebbe una puntata a parte, come dico, la faremo, però dico, come ci diciamo sempre, io e il mio grande amico compare Giovanni Buzzurro, che con me ha convissuto quel periodo come bassista, dovremmo fare una collana di DVD piena di aneddoti, quindi sai, non saprei da dove iniziare, però sicuramente è stata una grande fonte di divertimento e di crescita, soprattutto perché quell'esperienza lì, quando sai, ti trovi di fronte a 5, 6 mila, 10 mila persone, o ti trovi a lavorare con i ritmi dettati dalle esigenze televisive, sai, è una grande fonte di crescita. Certo, c'è anche un po' quell'ansia da prestazione. Assolutamente, che però si trasforma in adrenalina e che ti
più performante e che ti, in un certo senso, ti insegna anche a superare momenti di difficoltà. Superando quello, diciamo che poi il resto è abbastanza assolutamente, mi è servita molto questa semplice. esperienza, sì, Certo, sì. e ritornando un po' a questa colonna sonora, siccome io sono un po' fissata con le colonne sonore, io a volte vedo un film soltanto per la colonna sonora, poi Sì. la sento, la risento per Sì, anni. ma le colonne sonore sono... Cinema sono e musica, sono imprescindibili. Se penso a Morricone, se penso a Piovani, sono imprescindibili, cioè il cinema non avrebbe senso se non ci fosse la colonna sonora a supportarlo. L'emozione che può scaturire da una sonorità è formidabile. Magari un film mediocre può avere grande successo avendo una buona colonna sonora. Assolutamente, assolutamente. Sicuramente alcuni film sono più rimasti, come dire, impressi nella mente magari per le colonne sonore. Citavo Morricone perché rifacendomi per esempio ai grandi film western degli anni 60, i film di Sergio Leone, dove c'erano queste chitarre. C'erano tutte queste sonorità, no? Che già ti proiettavano nel West. Già siamo no? là, infatti. Siamo in quell'atmosfera. Vedo Per anche cui- il nostro regista Gianni Bracceri che sta sognando. Sì, perché la grandezza di un musicista che scrive colonne sonore è proprio quella di immediatamente catapultarti nel set in un'atmosfera particolare con due note. Assolutamente. Il tuo genere è il blues, fondamentalmente, Diciamo che però molto contaminato. Io mi ritengo molto contaminato musicalmente, perché non ho mai fatto distinzione tra i generi, nel senso che non sono mai stato un purista, quindi ho avuto un denominatore comune che è quello del blues, probabilmente, nel senso che magari tra gli artisti italiani ho sempre preferito quelli che comunque hanno una radice blues, no? Però sono stato sempre aperto, perché penso sempre che ogni genere ti lasci qualcosa e che ti consenta di aggiungere anche ingredienti nuovi in un piatto magari nel quale non avresti mai pensato a quell'ingrediente, che magari ti fa suonare Ti dà un attimino nuove soluzioni, brava, più naturalmente. personale. Il blues Perché che comunque nasce come forma di protesta, quindi quanto sei ribelle tu? Ma no, guarda, non mi ritengo un tipo ribelle, mi ritengo probabilmente un tipo sensibile, ecco, a certe cose, a certe tematiche. Non sono stato mai un ribelle, nel senso che non è stato mai necessario probabilmente trasformarmi in ribelle, perché per esempio a casa ho ricevuto un'educazione normalissima, ma che ha dato molta fiducia a me stesso, nel senso che i miei foraggiavano. C'era un buon rapporto, Assolutamente, diciamo così. mi davano molta Amichevole. fiducia, per cui questo tipo di fiducia ho voluto ripagarla in un certo senso, no? Mi sentivo nell'animo di ripagarla. Ed è quello che dovrebbero insomma fare i genitori. Sì, cioè, però di metterti in questa però ognuno ha il condizione. proprio carattere, ognuno ha il proprio vissuto, anche i genitori non sono cresciuti tutti con la stessa esperienza, no? Ora diciamo si è un po' standardizzata il vissuto dei genitori attuali. Ma quelli che oggi hanno i loro 70 anni hanno vissuto il 68, hanno vissuto il dopoguerra, per cui sai, momenti discordanti tra di loro che un po' ci hanno portato anche a quello che siamo oggi. Però mi rendo conto che in quel periodo probabilmente è stata un'evoluzione un po' più difficile nel rapporto, specialmente tra genitori e figli. Molti hanno lasciato la musica proprio per imposizione da Certo. parte dei genitori. Ora penso che non esisterebbe più Quello, una cosa del insomma, poi genere. è un Sì. cruccio che ci si porta poi Sì, dietro. assolutamente. Allora, tantissime le collaborazioni, non so da dove iniziare: Fiordaliso, Antonella Ruggero, Bosso, Mariella Nava. Ognuno di loro ti ha dato qualcosa di importante. Sì, assolutamente. E continuo a darmelo perché, sai, per un ragazzo del sud, anche se oggi tecnologia ci aiuta in questo ad accorciare le distanze, però per un ragazzo del sud che ha deciso comunque di vivere ad Agrigento,
perché non mi sono mai trasferito, è una fonte di grande soddisfazione, poter essere chiamato a collaborare con queste personalità, alcune delle quali hanno, penso, scolpito delle pagine indelebili anche della nostra musica italiana. Se penso ad Antonella Ruggero, per esempio, è una fuoriclasse. È una fuoriclasse catalogabile senza dubbio tra quelle 5 o 6 voci di donna italiane immortali, no? Io la metto come personalità a livelli di Mina o di Mia Martini. Sono quelle voci immediatamente riconoscibili e che hanno scandito un periodo ben determinato della musica pop italiana. Oggi per esempio ho la possibilità di lavorare con Amy Stewart, di cui sono il chitarrista, la seguo in Italia, all'estero, e anche quella è una grande soddisfazione. Lei è una grandissima voce internazionale. Io da bambina, tra le prime artiste che ho iniziato ad ascoltare tipo a 7 anni, c'è Amy Stewart. Amy Stewart, sì, perché comunque è rimasta comunque sempre in auge, anche perché ha saputo, come dire, lavorare bene sulla sua immagine, è stata sempre coerente stilisticamente, non si è mai, come dire, venduta magari ha avuto alle tendenze. Momento, sì, ma come tutti gli gli artisti, però ritengo che facciano parte appunto della storia della musica, per cui sai, poter collaborare con loro e lasciare la mia città momentaneamente per andare a fare queste belle esperienze è sempre un motivo di crescita che mi consente anche di trasferire l'esperienza anche ai miei allievi. Per me è una cosa fondamentale, perché se oggi vuoi essere credibile comunque come insegnante di musica, devi poter raccontare loro delle esperienze reali, che non siano solo frutto di libri. Infatti, emotivamente. È come se un medico dovesse insegnare, un chirurgo dovesse insegnare ad operare senza aver mai compiuto un'operazione. Certo, la teoria è bella comunque, però sì, senza pratica. Assolutamente. Fabrizio Bosso. Sì. Fabrizio è un grandissimo jazzista, un grandissimo trombettista, tra i migliori a livello internazionale. E il fatto di averlo in Italia per noi è motivo di grande vanto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, ho avuto modo di affiancarlo un paio di volte. Anche quella è stata un'esperienza di crescita, perché sono personaggi che hanno tanto da raccontare,
raccontare musicalmente, che ti lasciano sempre qualcosa dentro, ti lasciano degli stimoli nuovi, del materiale su cui tornare a lavorare. Per cui cerco, da lì che nascono poi sì, le contaminazioni. bravo, cerco di brani. muovermi sempre, anche, sai, di prendere anche le nuove collaborazioni come delle sfide per crescere, no? Per esempio con Cato io quasi quasi non lo accosterei tanto, perché ti vedo più rock, diciamo. Sì, più magari qualcuno vede alternativo. così. Per esempio io Invece no. molti delle esperienze che ho vissuto negli ultimi diciamo negli ultimi 10 anni le devo a una persona speciale, che è Alfredo Lofaro, che è un grandissimo produttore siciliano, che crede molto nella musica, che crede nei talenti della sua terra, e per questo continua a stargli dietro e ad aiutarli ad emergere. Mi viene in mente per esempio il nostro Francesco Buzzurro, no? Che adesso si è attestato ormai a livello mondiale come uno dei migliori chitarristi nel suo genere, e grazie ad Alfredo ho avuto la possibilità non solo di conoscere Antonella Ruggero per esempio, ma anche di suonare per esempio con Fabio Concato. Qualsiasi chitarrista che abbia amato la musica pop italiana di livello non può non essere passato dai pezzi di Fabio Concato, per cui, sai, perché erano tra l'altro molto musicalmente erano molto legati alla chitarra acustica, per cui poter stare al suo fianco sul palco per me è stato, sai, motivo di orgoglio, è stato un piccolo sogno che si è realizzato, no? Poi leggo i Typical. Sì, ma guarda, io penso alle estati sì, anni 90, questo sound così, che ci manca tanto, devo dire, ma anche sì, ai ragazzi più giovani, cioè che ascoltano questo genere che comunque non esiste, cioè loro sono nati dopo, però ascoltano il dance anni 90. Sì. Cosa aveva di particolare questa musica? È stato un momento storico che accosterei a livello di musica dance agli straordinari fasti della musica anni 70, della disco music, perché negli anni 90 c'era comunque una musica dance di qualità, c'era l'house music. Oggi è stata un po' superata purtroppo purtroppo, non voglio usare questo termine, però quando ascolto certa musica in radio mi accorgo che probabilmente stiamo attraversando un periodo un po' di decadentismo, sì, ecco, musicale. È stata un po' intrisa di latino, di musica latina, per cui tutto quello che senti comunque è contaminato dalla musica latina, e non sempre purtroppo in maniera non sempre, sai, in maniera fine, ecco. Per cui tutto attualmente deve suonare come un reggaeton, perché solo in quel modo funziona, per cui si è perso un po' quel sapore dance che affondava le radici nella musica funk degli anni 70, no? Per cui quando lavoravo nelle cover band e suonavo nelle discoteche suonando musica dance, no? Mi ricordo, sai, Earth, Wind and Fire, gli Chic. Io sono un grande amante di Nile Rodgers, che per me è uno dei miti, no? Magari il nome ti potrà non dire nulla, però io se suonassi una cosa del genere... Oppure... Ecco, immediatamente hai potuto ricollegare il personaggio. Eh sì, perché sai, la chitarra ritmica, cioè la chitarra che accompagna, no? E che fa muovere, è stata per me sempre un cruccio. Allora, quello era il mio mito. Nile Rodgers è stato produttore di Madonna, produttore, scusami, di David Bowie e degli Chic, di cui era il fondatore. Allora sono stato notato durante una serata da uno dei Typical, da Riccardo Pipero, che è diventato... Ma tu stai sempre nel posto giusto al momento No, guarda. No, la cosa bella è poter dire che anche i Typical sono siciliani, ecco, capito? E questa è la cosa su cui batto. Magari molti non lo sanno, però i ragazzi sono tutti siciliani e sono stati al numero 1 negli anni 90 nella classifica internazionale, per cui anche quello è un grande motivo di orgoglio.
Riccardo mi chiamò in studio di registrazione per lavorare a tanti dischi, alcuni dei quali sono proprio esposti qua, per esempio. Ecco, questi sono alcuni dischi su cui sono registrate le mie chitarre, anche quei due. Quindi ho avuto la possibilità di suonare con Corona, per esempio, no? Che era anche una grande voce degli anni 90. E i Typical poi mi richiamarono anche a distanza di 5-6 anni per reincidere tutti i brani che erano stati al top delle classifiche in versione acustica, per cui è stato registrato un CD qualche anno fa, nel quale ho avuto l'onore di suonare tutte le chitarre. Insomma, ritorniamo sempre alla contaminazione. Ecco, alla contaminazione. È bello poter dire: sento la chitarra di Osvaldo in quel brano. Comunque poter fare della musica un unico grande universo che sì, si io lo considero sempre come un vaso in cui riporre tutte le esperienze che all'interno si mixano, e magari se riesci anche a filtrarli con la tua personalità diventano un bagaglio impagabile per tutti i musicisti. Assolutamente. Poi tu, oltre ad insegnare qui in questa scuola Aria Studio, sei un insegnante di scuola primaria, ho scoperto. Sì, quella è un'altra mia grande passione, che poi è, come dire, ricollegabile anche a quella della musica, perché comunque il fatto è l'amore nel darsi, ecco. L'amore proprio anche per la didattica, sì, diciamo. E la didattica è darsi, altrimenti non è più didattica. Assolutamente. Altrimenti non è più didattica. Allora il fatto di poter trasferire senza limite alcuno la propria conoscenza, la propria esperienza ai ragazzi e ai bambini, che sono una fonte inesauribile di idee. Infatti l'insegnamento è uno scambio bionivoco anche. Assolutamente. E anche l'insegnante cresce nella sua professionalità ogni giorno. Quando tu consegui un titolo di studio e poi vai ad insegnare, hai ancora tutto da imparare, certo. No? È un mestiere che si impara col tempo, anche perché, sì, ma anche perché gli alunni saranno sempre diversi. Non è un lavoro meccanico in ufficio dove fai sempre le stesse pratiche. L'unicità delle e devi persone, trovare insomma. sempre una strada diversa per arrivare allo stesso obiettivo, perché cambiando gli alunni cambiano le strategie educative, no? È lo stesso lavoro che faccio nella musica, per cui ho avuto la possibilità di trasferire, di sfruttare le esperienze accumulate a scuola nella musica e viceversa, perché le esperienze vissute invece con la musica poi a scuola si trasformano in un motivo di coinvolgimento anche per i bambini. Certo, quindi io mi chiedo anche come tu riesca comunque a conciliare tutti questi sì, mondi, ma infatti ho dovuto fare anche delle scelte cose lavorative, limitando gli orari di lavoro, perché in tutto questo ho anche una famiglia. Ecco, e qui. Ho anche una famiglia, ho 2 bambine, una che ha quasi 14 anni, che ho iscritto proprio qualche giorno fa nella mia stessa scuola, quindi al liceo classico, e per me è stata una grande emozione rivivere questo momento, e una che ha quasi 9 anni, una piccola batterista. Ecco, ci mancava anche e ho la fortuna in tutto questo di avere accanto una donna che è Claudia, mia moglie, io lo so. che canta. L'ho vista all'opera ed è straordinaria. Bene, mi fa piacere che tu la conosca, sì. Claudia, e che crede fermamente nella mia attività. Insomma, condividere la musica è importante, perché sì, comunque e stare anche accanto magari a un marito che magari deve partire, deve andare in tour, eccetera, capisci che non è una cosa facile, per cui non finirò mai di ringraziarla per come mi è vicino nella mia attività. Certo, assolutamente, però io con tutto questo parlare dico forse ci sta un po' di musica, non so, ho questo sentore. Sì. Però come al solito a shooting noi non programmiamo niente, quindi quello che viene. Potrei farvi sentire qualcosa, vediamo. Ci proviamo.
affascinante questo tuo mondo fatto di Grazie. musica, di contaminazioni, è anche bello il messaggio che hai dato poco fa, quindi anche ai giovani che si può stare in Sicilia e fare tutto ciò che si vuole, avere una bella carriera. Anzi, con la possibilità di staccare un attimo e andare al mare, Ecco, ricaricarsi. che non è cosa da non sottovalutare. Certo, e vorrei un po' parlare anche del tuo trio. Sì? È un bel trio, quindi formato da te naturalmente, Gaspare Costa e Gabriel Guarneri. Eh sì, quello è stato sempre il mio binario parallelo, perché ho dovuto sempre, diciamo, dividermi tra la mia musica e quella suonata per gli altri, no? Quindi come sideman, quindi come gregario di una band che accompagna un cantante, e l'altra come compositore, autore e leader di un trio. Per cui è, diciamo, quella dimensione in cui tu dai veramente te stesso, perché vieni fuori anche come compositore, crei le musiche. Forse anche vitale, perché poi assolutamente, infatti noi le definiamo con i miei compagni Gabriel Guarneri e Gaspare Costa, le definiamo come boccate d'ossigeno, no? Perché che ti portano un po' fuori dalla monotonia del tour, delle serate che comunque solitamente poi sono sempre le stesse. È un modo in cui può uscire te stesso, può uscire la tua personalità, per cui è un trio. Stiamo lavorando sul nostro disco, stiamo registrando, per cui prestissimo uscirà questo nostro primo disco, Osvaldo Lo Iacono Trio. Non vedo l'ora. E siamo anch'io, guarda, anch'io, perché sai, preso da un lavoro e da un altro, ho dovuto sempre mettere da parte, diciamo, il mio progetto. Adesso che ho un paio di mesi nei quali posso dedicarmi a questo progetto, voglio premere il piede sull'acceleratore e dar vita a questo disco. Come vi siete incontrati? Cioè, questo trio come nasce in realtà? Avete delle affinità particolari? Ma guarda, la musica ti porta a degli incontri a volte fortuiti, ci si incontra durante le serate, durante le jam session, e devi avere la fortuna di trovare gente che non solo abbia le tue stesse affinità musicali e che puoi vedere anche sinergicamente in modo creativo, ma anche le tue stesse, o quantomeno che siano compatibili con il tuo carattere, no? Perché io dico sempre che prima viene l'uomo, poi viene il musicista. Sono d'accordo. Assolutamente, perché potrai essere il Jimi Hendrix reincarnato, ma se il tuo carattere non ti aiuta non tirerai mai fuori niente di buono, specialmente in un lavoro in cui i rapporti sociali sono fondamentali, per cui con Gaspare e Gabriel suoniamo insieme da più di 10 anni, per cui sai, tra noi è nata non solo un'affinità musicale, ma anche una gran bella amicizia che si trasforma poi beneficamente in musica. Certo, poi la musica è fatta di sensibilità, assolutamente, non si va da nessuna parte. Sono d'accordo. Voi vi siete esibiti anche la Scala dei Turchi, certo, al Parco Archeologico, Valle dei Templi. Sì. Con una bravissima musicista che è Daria Biancardi. Sì, Daria Biancardi, con la quale da un paio d'anni siamo in continuo fermento, in continua collaborazione. Ci sono anche dei bei progetti imminenti, dei quali non posso parlare per motivi contrattuali, però ci sono delle belle cose in pentola. Lei è una regina un po' un'eccellenza, del blues, sì, una regina del soul, sì, l'abbiamo anche vista in un talent, sì, lei ha fatto The Voice of Italy, ma è stata anche accreditata tra le poche al mondo a poter rendere tributo alla grande Aretha Franklin, per cui è un grande personaggio siciliano di cui ci vantiamo, e avere la possibilità di poter collaborare con lei. Se non sbaglio. No, lei è palermitana, palermitana. E avere la possibilità, sai, di collaborare con lei anche in veste di direttore musicale è un grande motivo di stimolo e di orgoglio. Quindi io stavo per chiederti qual è il rapporto con la tua terra, quindi io non potrei fare a meno della mia terra. Non te ne sei mai andato? No, ho fatto sempre toccata e fuga. Sì, preferisco fare così.
con la consapevolezza di rinunciare anche a certe possibilità che ovviamente solo le grandi città ti danno, però in questo sono stato anche molto aiutato dallo sviluppo della tecnologia. Oggi internet ti consente di accorciare le distanze, ti consente di poter fare dei lavori a distanza. Ho registrato in tanti dischi dal mio studio, quindi ricevendo il materiale su cui registrare e rimandandolo, assolutamente. Poi i viaggi sono non più quelli di una volta, ormai anche se la nostra situazione, la nostra è sempre quella, penalizzata, però non sono più, come dire, le cose proibitive di una volta, per cui se un artista ti vuole al suo fianco, voglio dire, è una cosa fattibile, però io ho voluto mettere le radici qui in Sicilia, perché penso che sia probabilmente la terra più stimolante a livello proprio di ispirazione, perché hai tutto, c'è il mare, c'è la montagna, certo, c'è la neve, c'è il vulcano. È una terra difficile, che comunque... È una terra difficile, ma proprio per questa sua difficoltà, dà luce a sensibilità diverse. Certo, poi a lungo andare ti premia, ci vuole del tempo, devi sudare di più, però sì, ti premia. Indubbiamente. Tu sei stato premiato tante volte in Sicilia. Io una volta ero presente all'Alessio di Giovanni ed è stato un bellissimo momento. Sì, mi hanno conferito questo premio e la motivazione era proprio questa, cioè il fatto di spendersi, ma per la propria città, per e nella propria città. Certo, parlavamo di musica e di sicilianità, mi viene in mente Rosa Balistreri. Sì. Io so che hai musicato un testo della Siminzina con Anna. Ma più che altro ho partecipato alla registrazione di questo grande progetto discografico, e poi è diventato anche un evento live, che fu Made in Sicily. Made in Sicily, che è stato ideato proprio da Alfredo Lofaro, di cui ti parlavo poc'anzi, che ha creato questa rivisitazione dei grandi classici siciliani, però in arrangiamenti diversi, no? Smooth jazz, pop, per cui c'è stato un ritorno alla luce di tantissimi brani, la Siminzina tra questi, ma penso per esempio a Mi voto e mi rivoto, questi standard, ecco, li definisco degli standard siciliani popolari, che però hanno ricevuto un grande consenso da parte del pubblico, che sono stati venduti 150.000 copie, 150.000 dischi. La buona musica paga, e poi Rosa Balistreri sì, se ne parla, però a volte non se ne parla abbastanza, in certi periodi è un po' dimenticata, messa in ombra, soprattutto per il messaggio che ha dato di donna forte, poi per il dolore che comunicava, che forse solo lei che ritorna a quello di cui parlavamo, della sicilianità, del fatto di provarlo realmente, questo disagio, questo dolore, che poi parta da un disagio sociale o parta da un disagio lavorativo, anche proprio come poco importa, è sempre uno stato dell'anima, quindi brava, forse noi una protesta, ce l'abbiamo un po'. Assolutamente, e
e dobbiamo esserne orgogliosi, perché molti a volte se ne vergognano, invece bisogna essere orgogliosi di questo nostro, di questa nostra sicilianità, di questo nostro essere isolani, vivere da isola, perché non dimentichiamo che siamo una grande isola, ma pur sempre un'isola. Certo, se riusciamo a dare anche nell'arte... Potremmo trasformarla in un'isola felice, e anche che è diverso. grazie alla Sicilia che ci dà questa energia. Eh sì. Pino Daniele. Pino Daniele, io so che hai fatto un bellissimo omaggio qualche anno fa. Sì, qualche anno fa abbiamo voluto rendere omaggio a questo grande artista che ci ha lasciato così prematuramente, ma che è stato un caposaldo anche per noi che abbiamo amato il blues, ma abbiamo amato anche la musica nostra, la musica italiana. Per cui qualche anno fa gli abbiamo reso omaggio al Teatro della Posta Vecchia, invitando però tra l'altro un grande amico che gli è stato al fianco per tanti anni, che è Ernesto Vitolo, un grande emmondista, suonatore di pianoforte, di organi, che ha inciso alcune perle di Pino, non so, mi viene in mente Quando piove o A me mi piace il blues, per cui sai, rivivere la musica di Pino attraverso chi ha suonato sui suoi dischi è stato tanto. Sì, è stato un momento emozionante per me e per i ragazzi che hanno preso parte alla band durante quel progetto. Abbiamo grandissimi ricordi che spero si riconcretizzino a breve in un'altra collaborazione con Ernesto, con il quale ci sentiamo spessissimo, siamo grandi amici. Adesso insomma parliamo dell'Aria Studio, sì, della nascita, perché mi dicevi che quando eri ragazzo insomma c'era questa carenza proprio di scuole. Sì, non esistevano per nulla, c'era qualche insegnante che cercava di impartire lezioni, però erano tutti un po' legati al passato, no? Legati a certe sonorità che in quel momento erano un po' fuori moda per i miei gusti, no? Sì, per cui ho sempre dovuto darmi da fare rubacchiando quella, allora non c'era certo YouTube, ma ricordo l'acquisto di libri quando si andava a Palermo, quando si andava a Roma, per poter studiare le tecniche. Mi ricordo anche mio padre che era... io andavo a letto presto, ma... facevi finta forse? Ma no, mio padre ovviamente si attardava un attimo, per cui sai, di notte trasmettevano alla Rai filmati d'epoca in cui c'erano anche chitarristi blasonati e lui era lì pronto a registrarli con il mitico VHS e l'indomani per reperire materiale, bravo, insomma, materiale utile. Di studio, e l'indomani a colazione mi diceva sempre: guarda, stanotte ti ho registrato, c'era un filmato su Pat Metheny, stanotte ti ho registrato uno speciale su B.B. King. E io
passavo poi interi pomeriggi a rivedermi i filmati e a studiarli lì con la chitarra. Per cui ho vissuto questa carenza di strutture didattiche nelle quali si potesse coltivare la propria passione. Per cui già da giovane Insomma, c'era coltivavo poi in questo mente- desiderio, Certo. quello di riuscire a crearla Poi nel nella mia 2008? città. Nel 2008, complice l'incontro con Sergio Tirinocchi, che era un mio compagno alle elementari, animato dalla stessa passione, abbiamo unito le forze e ci siamo lanciati in questo progetto che oggi compie 10 anni, che è una struttura didattica a tutti gli effetti, dove i ragazzi studiano la musica moderna, Quindi hanno rock, pop, il rock, il jazz, pop, il jazz, il anche soul, il il metal, metal, per assolutamente, esempio, che tanti lo amano, assolutamente, e possono dar voce alle proprie passioni, possono trovare un insegnante che li segua professionalmente. E molti, sai, dei nostri allievi, perché ad oggi sono passati qui quasi 1000 allievi in 10 anni, molti hanno deciso di continuare, di iscriversi al conservatorio, di conseguire una laurea che oggi è possibile anche in strumenti moderni, per esempio in jazz, pianoforte jazz, batterie e percussioni jazz, chitarra jazz, e molti sono tornati adesso come insegnanti. Ecco, Per noi è una soddisfazione grande soddisfazione maggiore. sia nei confronti direttamente loro, sia nei confronti delle loro famiglie, che comunque hanno trovato qui un punto di riferimento e ci hanno quasi affidato i loro figli affinché potessero trasformare la loro passione in un lavoro serio, in un lavoro fatto con una certa professionalità. Certo, poi come accennavi prima, insomma, avete a cuore la didattica che sia fatta bene, in modo innovativo, che si Esattamente. integrino, diciamo, i diversi E modi, soprattutto che stili. sia anche, che si basi anche sull'esperienza degli insegnanti, perché tutti gli insegnanti che prendono parte alla nostra scuola devono assolutamente aver avuto esperienze reali di musica vissuta e non studiata soltanto sui libri. Certo, poi questo è anche uno studio di registrazione. Esattamente, quindi qui prendono vita anche dei provini che poi partecipano ai talent, per esempio, prendono vita produzioni discografiche. Ripeto, Insomma, cerchiamo una di bellissima concretizzare realtà. i sogni di chi ha deciso di portare avanti questa grande passione. Assolutamente, quindi oltre a questo CD che uscirà a breve, quali altri progetti? I progetti sono musicali? più che altro live adesso, perché adesso andiamo incontro alla primavera e all'estate, per cui questo è il periodo in cui si montano gli spettacoli che poi si porteranno in tour a livello estivo. A marzo tornerò in tour con Amy Stewart, saremo anche all'estero. Quindi ti seguiremo. Sì, andremo in Svizzera e poi aspettiamo, incrociamo le dita, aspettiamo queste belle notizie per ripartire in estate con nuovi progetti. Assolutamente. Qual è la tua personale visione di musica? Come la definiresti? Ma io la definisco come la colonna sonora della tua vita. Penso che non ci sia Siamo definizione d'accordo. migliore, per cui con i suoi alti, i suoi bassi, le sue note gravi, le sue note acute, continua a scandire, spero continui a scandirla per tanti anni la mia vita. Quindi ogni periodo ha una canzone particolare, quindi chiudiamo con la colonna sonora di questo momento. Qual è? Ma potrebbe essere... Potrebbe essere questa. Bene, è una musica che fa ben sperare nel futuro. Nel futuro, insomma, è Speriamo molto bene. positiva. Quindi noi siamo all'ultima puntata purtroppo di Shooting, però insomma
abbiamo chiuso con te, quindi siamo molto contenti. Dulcis in fundo, grazie. diciamo, abbiamo chiuso in bellezza, non me ne Grazie. vogliono gli altri. Grazie. Gli altri, quindi insomma io sono alle tristi momenti di ringraziamento. Ringrazio tutti i nostri ospiti che sono stati gentilissimi a venire in studio, poi ringrazio i nostri sponsor, grazie a chi ci ha ospitato, l'Hotel De Pini, il Parco Letterario Caos, grazie a Area Studio qui ad Agrigento e grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto come Calogero Conigliaro, Lillo Cavallaro, tutto il personale tecnico, grazie per la promozione a Giovanni Pellitteri, la regia preziosissima di Giovanni Bracceri, grazie a tutti voi che ci avete seguito con interesse. Che dire, ci ritroveremo, però questo è un piccolo addio, dai, momentaneo. Ok. Grazie mille Osvaldo. Grazie a te. E insomma in bocca al lupo per tutte le tue tournée, Viva il tutte le lupo. tue attività. Grazie mille. Grazie. Bravo, Osvaldo, bravo. Grazie. Bravo.